Mi chiedevo, nel caso in cui foste eletti, senza star là ad aspettare improbabili soluzioni che arrivino dall'alto, che non arriveranno, qual è la vostra proposta per far sì, per aiutare le aziende a andare fuori da questo momento di crisi drammatico che porterà senza ombra di dubbio a tensioni sociali importanti? Noi crediamo che ognuno debba fare la propria parte, compresi i sindaci. Quindi qual è la vostra ricetta? Grazie. È una domanda impegnativa che si rifà, la cosa ha colpito moltissimo naturalmente il mondo imprenditoriale, ma un po' tutta la società, che è arrivata purtroppo, che ha toccato da vicino il nostro territorio con il fatto drammatico di Noventa di Piave, dove un imprenditore si è tolto la vita perché temeva di non riuscire più a pagare i 2 operai e comunque mantenere la propria famiglia a causa di soldi che non riusciva a riscuotere. Come diceva il presidente Lava, ci sono soluzioni che spettano al governo cosiddetto centrale, c'è qualcosina che probabilmente può fare anche l'amministrazione comunale, quindi l'ente pubblico locale. Cosa voi proponete per aiutare le imprese, visto che dietro le imprese ci sono delle famiglie, dello stesso imprenditore chiaramente, ma anche chiaramente dei eventuali dipendenti? Mi sembra che toccasse a Carpenedo ricominciare. È una domanda attuale. È una domanda che ci chiede grande senso di responsabilità e di impegno come rappresentanti di un'amministrazione comunale e come anche persone che vivono nel territorio, quindi comportamenti etici corretti, lealtà, onestà e anche solidarietà in queste situazioni. Tuttavia prendo spunto dal mio programma perché questo è contemplato nel nostro programma. Ecco, io credo che si tratti soprattutto di dare delle risposte concrete. Ritengo necessario quindi favorire una visione di creazione di una filiera di queste realtà imprenditoriali che lavorano sul nostro territorio, di favorire l'aggregazione, di far sì che si crei momenti di interscambio fra le istituzioni, fra le imprese che lavorano e fra i cittadini che domandano lavoro. Uno degli obiettivi fondamentali del mio programma è stabilire un'alleanza fra la società che produce, e quindi voi imprenditori, voi artigiani, voi imprese commerciali, e l'insieme dei cittadini con competenze che si trovano senza lavoro. Noi abbiamo avviato nel nostro progetto un progetto che si intitola Borsa Lavoro, che viene incontro ai cittadini che cercano lavoro, a quelli che lo hanno perduto e alle imprese che vogliono impegnarsi a conoscere le competenze di questi cittadini e alle imprese che vogliono impegnarsi a fornire ai nostri cittadini l'opportunità di rimanere in questo territorio, perché se vi lavorano mantengono alta la loro dignità, contribuiscono alla crescita globale del comune. Questo è uno degli impegni che siamo dati. In cosa consiste questa borsa di lavoro? Consiste nel aiutare l'impresa a pagare gli oneri INAIL e gli oneri di responsabilità civile. È un'iniziativa piuttosto unica nel panorama così delle amministrazioni che abbiamo visto, ma mi impegnerò affinché ci sia questo scambio di opportunità fra chi produce e chi invece cerca lavoro, e non sono pochi i ragazzi e gli adulti che hanno perso il lavoro per questo tipo per la crisi che stiamo passando. Quindi noi, ecco, come amministrazione comunale lavoreremo in modo tale anche di far sì che le opere pubbliche che possono essere attivate tengano conto nei limiti di legge dell'offerta lavorativa che hanno le nostre imprese. Cioè cercheremo di orientare l'attenzione anche verso le opportunità, perché a volte si offrono degli appalti, si fanno delle gare di appalto, si offrono dei lavori a ditte che vengono da Messina o da chissà dove, mentre ci dimentichiamo che ci sono persone, realtà produttive competenti, competitive nel nostro territorio. Abbiamo avviato per questo motivo uno sportello delle imprese permanente che continuerò dopo, spero mi darai la possibilità di finire. Se vuole giocarsi l'altro mezzo bonus le do altri 30 secondi. Mezzo bonus cosa vuol dire? Mezzo minuto? Va bene. Il mezzo che avanzava non si ricordava. No, basta così, se no lo perdo, fermati. Okay. Sì, ecco, vorremmo... 30 secondi allora. Sì.
Vogliamo istituire una consulta permanente delle attività produttive che mette insieme sia gli imprenditori, che mette insieme l'istituzione ente comune, che mette insieme le organizzazioni sindacali che vi lavorano con voi. Per cui questo sportello, questa consulta delle attività produttive fornirà poi anche l'opportunità di realizzare un altro progetto, uno sportello energia che offra l'opportunità alle imprese di utilizzare le nuove tecnologie per portare sviluppo. Ma dopo continuerò. Poi i prossimi 3 minuti poi dirà quello che vorrà. Sì. Sì, io credo che da una situazione di crisi economica come questa un comune da solo non possa fare molto per onestà di cronaca, cioè le risorse del bilancio comunale non permettono grosse manovre su questo. Questo vuol dire però non è che non bisogna fare niente come comune. Credo che si debba quantomeno far squadra con tutti, parlo con amministrazioni, io le chiamo le amministrazioni della città del Piave perché è un po' il nostro punto di forza nel nostro programma amministrativo, quindi la convocazione degli stati generali dell'economia, cioè associazioni di categoria, Confesercenti, Confcommercio e le amministrazioni dei 4 comuni della città del Piave, questo per discutere alcuni piccoli pacchetti che possono di fatto creare un po' di sviluppo e per uscire un po' da quella che può essere la crisi economica, quantomeno delle nostre piccole aziende. Innanzitutto facendo questo perché uno si dovrebbe iniziare alla riduzione della spesa pubblica generale, quindi di tutte le amministrazioni. Per far questo bisogna puntare all'unione dei servizi, non solo della polizia locale come accennavo prima, ma di tutte quelle, di quelle aree, degli sportelli unici per l'edilizia, come dicevo, la gestione associata di tutti i servizi comunali, perché innanzitutto si aumenterebbero i soldi, cioè i soldi nelle casse comunali, e questi potrebbero essere reinvestiti anche a favore delle imprese, anche con la costituzione magari di un fondo di sostegno all'economia da destinarsi appunto alla nuova imprenditoria, ovviamente con modalità da definire, e questo potrebbe essere finanziato appunto, come dicevo, da quello che sono i risparmi della spesa pubblica, ma non solo, anche facendo fronte a quella che è la legge 16 del 93, e quindi fare questo fondo di sostegno per l'economia. Poi un'altra proposta che potremmo fare è quella di fare la creazione di un osservatorio sul credito, al fine di favorire un migliore rapporto fra chi produce e chi ricorre appunto ai servizi creditizi e le banche. Cioè basterebbe per dire solo che l'osservatorio stilasse una classifica della qualità dei servizi offerti degli oltre 40 sportelli bancari presenti sul nostro territorio per godere dei benefici di una sana, credo, concorrenza. Infine si potrebbe anche, bisognerebbe comunque semplificare quelle che sono le innovazioni tecnologiche messe a disposizione dagli uffici comunali per le imprese. Credo che su questo sia importante finisco magari dopo 10 secondi. Sì, è importante la semplificazione economica, la semplificazione delle procedure che portano a richiedere servizi da parte delle imprese nei confronti bisogna ridurre questo gap, che c'è questa differenza. Era giusto per fargli finire la frase, insomma, perché il là buttato là, insomma, non pareva bello. Bianco. Per quanto riguarda l'aiuto alle imprese non possiamo fare promesse particolari. L'unica cosa possiamo richiedere al nostro carissimo governo che si toglino tutti i finanziamenti, che toglino i finanziamenti ai giornali, che si taglino lo stipendio in modo da sgravare un po' la pressione fiscale che sta soffocando le aziende. Potremmo ridiventare competitivi rispetto all'estero e potremmo rilanciarsi nel mercato. Questa è l'unica, secondo me, soluzione. Noi come sindaci non penso faremo più di questo, non potremo fare più di questo, insomma. Va bene. Porcolino.
Io prima di fare le mie due considerazioni volevo però anche mettere un po' di pepe, perché altrimenti ci annoiamo, poi la serata è troppo allineata con le posizioni dei candidati. Io ho letto con interesse anche le affermazioni dei miei colleghi candidati, però quando si scrive su una domanda rispettare i pagamenti delle amministrazioni comunali entro 30 giorni e un candidato risponde: è quanto mai oggi necessario che le imprese di ogni tipo che prestino la loro opera presso i comuni venga tempestivamente corrisposto il pagamento delle prestazioni e delle forniture, sono comportamenti etici che soprattutto le amministrazioni pubbliche devono assumere. Quindi dovrebbe spiegarmi però il candidato, in questa fattispecie è il candidato Carpenedo, che sta amministrando con noi e sa quali sono i vincoli del patto di stabilità europeo, che ci dice da una parte con una direttiva dobbiamo pagare i fornitori entro 60 giorni e dall'altra parte con un'altra direttiva ci dice dovete mantenere il patto di stabilità. Queste due cose che vanno a cozzare una contro l'altra mettono in difficoltà l'amministratore pubblico, per cui questa mi sembra una bella frasetta per mettere tutti d'accordo, però poi in realtà quando dobbiamo pagare i fornitori, e l'abbiamo visto con la Seeker, solo per dire qualcosa, come siamo andati in difficoltà, come abbiamo dovuto rivedere il progetto, come abbiamo dovuto riallineare anche le posizioni rimanenti appunto per concludere in questi giorni l'opera, per cui o ci mettiamo d'accordo e lanciamo un segnale forte che il patto di stabilità va a farsi benedire e quindi paghiamo tutti i nostri fornitori con i soldi che abbiamo nel servizio tesoreria, oppure ci stiamo raccontando le barzellette, perché questa... Poi il cronometro, facciamo che questa è la provocazione e poi si... Questa è la provocazione. Per quanto riguarda invece... No, allora fermo un attimo, facciamo subito rispondere a Carpenedo e poi lei si gioca i suoi 3 minuti. Ma scusi, ma si può provocare liberamente oggi? Perché sennò dopo ci... Non c'è una provocazione libera. Perché se deve rispondere alla domanda... È una considerazione su il gioco delle parti era che c'era la possibilità a ognuno di poter no, per sapere come comportarsi, perché sennò ce ne sono da dire cose su... Lei si è già giocato i suoi 30 No, non mi sto giocando niente. No, come no? Me lo sono scritto. Era solo una richiesta per sapere come... Le regole del gioco erano semplici, c'era la possibilità da parte di ognuno di giocarsi 30 secondi per chiedere chiarimento a un altro candidato e l'altro candidato ha la possibilità di rispondere. Forcolini ha fatto in questo momento e adesso faccio rispondere chi è stato attaccato. Lei l'aveva chiesto anche prima, me l'ero segnato. Infatti, non perdiamo il tempo però, 30 secondi al via. 30 secondi 30 solo. secondi. Sì, è con orgoglio che ho scritto questo in un blog che sono stato prelevato, in cui io ritengo da amministratore che si debba cambiare il registro. Non si possono avviare opere se non si è in grado poi di mantenere fede agli impegni finanziari. È vero che ci sono... Quindi non facciamo niente? No, caro, no, questo non ho detto che facciamo niente. Ci sono non possiamo avviare interventi se non abbiamo una certezza di poter affrontare poi le spese. Perché chi lavora ha il diritto di essere pagato e chi lavora ha il diritto di essere retribuito. Riepilogando, Forcolini ha fatto la sua dichiarazione. Adesso nei suoi 3 minuti può dire quello che vuole. Nei minuti suoi, lei ha già parlato. Carpenedo i suoi 2 interventi li ha già fatti, cioè il suo ruolo, scusi, lei poi ha risposto. Cappiotto, mi sono segnato, lei è intervenuto in più 2 volte, avrebbe altri 30 secondi in realtà, se hai giocato mezzo bonus avrebbe altri 30 Quello secondi. di prima non era un intervento quando ho chiesto lumi sul... non mi sembra... No, non era un intervento. Non giocavo, dai, sulle parole. Lei comunque avanza 30 secondi. Chi invece si può giocare ancora tutto il suo bonus è il caro Biancon. Eventualmente si può giocare anche all'asta, no?